Nuovi sbarchi con la gente in rivolta, cartelli contro tutti, dal sindaco al governo Conte. I piromani colpiscono ancora in tutta la Sicilia, chiesta una taglia per fermarli. Protocollo d'intesa concede spazi parrocchiali per accogliere gli studenti. Calcio con intervista ad un ex Acragas. Bentrovati su TVA Notizie. Ancora sbarchi a Lampedusa mentre l'isola è in rivolta contro l'inerzia del governo di Roma. Il servizio di apertura di Lello Casesa. Un barcone con centinaia di migranti, circa 370, è arrivato ieri in nottata a 4 miglia da Lampedusa, mentre rischiava di capovolgersi a causa del forte vento di scirocco. Grazie all'intervento della Guardia di Finanza, i migranti sono stati salvati, scortati e condotti fino al porto. Scattata subito una nuova emergenza all'interno dell'hotspot di Contrada Imbriacola, sovraccarico di oltre 1500 persone. Nonostante le rassicurazioni giunte dal Viminale sul calo dei flussi migratori, il dato che emerge è notevolmente diverso ed infatti allo sbarco delle ultime ore con i 450 migranti in una grande imbarcazione sono arrivati altri sbarcati con piccole imbarcazioni. Solo qualche giorno addietro nella spiaggia di San Leone è avvenuto uno sbarco fantasma di 15 migranti circa che dopo l'arrivo in nottata si sono dileguati fra le campagne del territorio. E a Lampedusa la tensione è salita alle stelle. A far partire la scintilla il gruppo di manifestanti guidato dall'ex senatrice leghista Angela Maraventano, che ha cercato di impedire il trasferimento dei migranti, ma subito dopo a scatenare la tensione molti cittadini che hanno urlato e inveito contro il sindaco ritenuto incapace ma anche impotente di gestire da solo una tale emergenza. L'hotspot di Contrada Imbriacola contava fino a ieri 1500 migranti, almeno 10 volte di più il numero previsto. La situazione anche turistica è surriscaldata dalle continue notizie negative che vengono diffuse da Lampedusa. I dati del turismo sono di molto inferiori alle aspettative e ai flussi degli anni precedenti. La rabbia sta montando, dice Martello, sindaco dell'isola. Le fake news e il bombardamento mediatico stanno facendo un danno enorme perché non fanno arrivare i turisti. Chi li ripaga questi danni? Il silenzio del governo sulla situazione che stiamo vivendo è umiliante, la pazienza ha un limite che stiamo per oltrepassare. In questo caso i rischi per l'ordine pubblico ci sono. Lo sa bene il governatore Musumeci, che ha chiesto a Roma un consiglio dei ministri ad hoc al quale è suo diritto partecipare perché lo statuto speciale gli assegna in questi casi il rango di ministro. Anche il sindaco, come ha detto Totò Martello, ha convocato per oggi gli imprenditori, le associazioni e le parti sociali per proclamare lo sciopero generale dell'isola e dare un segnale forte di riscatto verso il governo nazionale accusato di essersi disinteressato della situazione dell'isola. Grande tensione dunque a Lampedusa, con la gente indirizzata verso lo sciopero generale con cartelli che non risparmiano nessuno. Presi di mira il sindaco ma anche il medico Pietro Bartolo, ma soprattutto il governo di Roma per il suo ostinato atteggiamento che non tiene conto del reale problema che sta vivendo Lampedusa e in genere tutta la Sicilia, dove non ci sono coste ormai che non abbiano visto migranti arrivare di giorno e di notte, come è avvenuto, e lo abbiamo già riferito, a Lido Agrigentino di San Leone. Terribile fine settimana in Sicilia a causa dei numerosi incendi. Vediamo. Vigili del fuoco e uomini della forestale stremati e privi di forze, la Sicilia torna a bruciare. Diverse e assai difficili le operazioni di spegnimento del rogo divampato intorno alle 21 di sabato ad Altofonte, alle porte di Palermo, e che ha costretto circa 400 persone a lasciare le proprie case. Sempre nel palermitano, roghi fortunatamente del tutto domati anche a Termini Imerese, Bonfornello, Aliminusa e Bolognetta. Sul grave fenomeno si riunirà la giunta regionale siciliana per
per chiedere lo stato di calamità. I vigili del fuoco hanno accertato che i roghi sono di natura dolosa e già da ieri le forze dell'ordine sono impegnate nel dare la caccia ai piromani che hanno messo a rischio la vita di tante persone, oltre a distruggere centinaia di ettari di bosco e numerose abitazioni. Piromani senza scrupoli grazie a chi ha lavorato senza tregua. Vigili del fuoco, corpo forestale, operatori forestali, volontari di protezione civile. Comincia così il post lasciato su Facebook da parte del governatore Nello Musumeci. Che i piromani siano criminali senza scrupoli è noto, che troppo spesso la facciano franca pure, ma di questo parleremo in un altro momento. Ora voglio dire grazie a tutti coloro che si sono impegnati in queste ore ed hanno spento decine di focolai, salvaguardando centinaia di famiglie. Hanno operato il nostro corpo forestale, il Dipartimento della Protezione Civile, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e con loro i mezzi predisposti dalla Regione, 5 Canadair, 9 elicotteri, compresi quelli comprati per i Vigili del Fuoco proprio da noi. È stato un lavoro complesso, coordinato dai nostri dirigenti generali sotto lo sguardo attento dell'assessore Totò Gordaro. Continua ancora Nello Musumeci. Conta dei danni anche nel Trapanese, soprattutto nella riserva naturale dello Zingaro, distrutta ieri da un incendio che è avanzato da Macari nel comune di San Vitolo Capo. Le fiamme hanno superato la montagna e sono arrivate prima alla tonnara di San Vitolo Capo sulla costa e poi si sono estese alla vicina riserva naturale dello Zingaro che già nel 2012 era stata distrutta dalle fiamme. L'unica area che si è salvata, hanno ammesso gli uomini impegnati a fronteggiare a rogo, è la prima caletta della riserva, la Tonnarella del Luzzo. Lo Zingaro, uno dei luoghi naturalistici più frequentati della Sicilia, ed è stata la prima riserva naturale istituita nell'isola 40 anni fa. Le fiamme hanno raggiunto anche il centro visitatori dello Zingaro, dove i Canadair hanno effettuato lanci d'acqua per limitare i danni. 4 sortite per un totale di 7 ore di volo, quello effettuato dall'equipaggio dell'82esimo Centro Combat Search and Rescue, 56 lanci, oltre 42.000 litri di acqua sganciati. La riserva dello Zingaro risulta totalmente bruciata, ad eccezione di un piccolo spicchio dal lato di Castellammare del Golfo, ha dichiarato il sindaco di San Vitolo Capo, Giuseppe Peraino, commentando immagini dei territori distrutti. L'assessore Totò Gordaro spiega che la prevenzione antincendio quest'anno ha subito dei ritardi a causa del lockdown, poi evidenzia che entro la prossima stagione arriveranno i nuovi mezzi dell'antincendio regionale. L'assessore, mentre continua a monitorare la situazione, parla di un atto di terrorismo consumato contro l'umanità e l'ambiente. E ancora non è tutto, un terribile incendio è infatti divampato nel pomeriggio di ieri ad Alcamo Marina, raggiungendo diverse abitazioni. Tanta la paura da parte dei residenti che in questo periodo popolano la zona, che alla vista delle elevate fiamme si sono riversati sulla strada. L'incendio ha investito gran parte di contrada scampati, raggiungendo le abitazioni nei pressi di via Cassiopea e dell'Orsa Minore. Dopo poche ore le fiamme sono state domate da parte dei vigili del fuoco e altri soccorritori giunti prontamente sul posto, carabinieri, protezione civile, vigili urbani, operatori del 118 e Croce Rossa Italiana. E il Codacons annuncia che si costituirà parte civile nei processi contro i piromani e chiede ai comuni e alla regione siciliana di istituire una taglia da 50.000 euro. Contro gli incendi che stanno bruciando ovunque nell'isola, il segretario nazionale Codacons Francesco Tanasi sostiene la necessità che i responsabili siano puniti con severità. Il 14 settembre tutti a scuola ed è il caso di dire speriamo bene. Lello Casesa. Pochi giorni di lezione con pochissimi studenti e per un caso positivo di un utente, non si capisce se studente o altro, la scuola dovrà chiudere immediatamente e consentire l'intervento di sanificazione. È accaduto non in Sicilia ma a Verbania, in Piemonte, all'interno di un istituto superiore che comprende corsi in ambito tecnico e liceale.
La scuola, scrive la preside sul sito, sospenderà le attività a partire da oggi per consentire lo svolgimento di un intervento di sanificazione dei locali per riaprire quanto prima in totale sicurezza. La data verrà comunicata il prima possibile. In Sicilia l'avvio delle lezioni è previsto per lunedì 14 settembre per concludersi martedì 8 giugno dopo almeno 200 giorni di attività didattiche. Rientro in classe posticipato di 10 giorni per le scuole sede di seggio elettorale, la possibilità offerta agli istituti dal decreto firmato dall'assessore regionale Roberto Lagalla. Il dinamico direttore regionale dell'ufficio scolastico siciliano Stefano Suraniti parla invece della intensa attività lavorativa svolta nell'isola per cercare di colmare il gap. È un'importante occasione di far rivivere pienamente il senso di comunità educante della scuola. Sono state fornite, dichiara Suraniti, indicazioni e linee guida per l'implementazione delle misure organizzative e soprattutto risorse finanziarie, umane e professionali. Per la Sicilia sono stati stanziati negli ultimi 6 mesi 300 milioni di euro, compresa la seconda tranche che riguarderà l'assunzione di un ulteriore personale. Sono state finanziate importanti misure che riguardano l'edilizia leggera, l'acquisto dei banchi monoposti. È in via di pubblicazione l'esito dell'avviso per il finanziamento della locazione da parte degli enti locali di spazi aggiuntivi. Sulle aule stiamo effettuando un monitoraggio costante, dice ancora Suraniti, sentendo personalmente i dirigenti scolastici e cercando di supportarli nei contatti con gli enti locali d'intesa con i prefetti dell'isola. Abbiamo firmato un protocollo d'intesa con la Conferenza Episcopale Siciliana, l'Ansci Sicilia, l'assessorato all'istruzione, al fine di utilizzare le parrocchie come spazi per la didattica. Ed anche sulla questione dei docenti, Suraniti fa sapere che saranno reclutati oltre 6.000 docenti da inserire negli organici per far fronte alle problematiche delle scuole con adeguate risorse. Suraniti ammette che tutti questi adempimenti rappresentano una sfida impegnativa e ringrazio per la dedizione e senso di responsabilità le colleghe e i colleghi della direzione e degli ambiti territoriali. Far ripartire la scuola, ha detto e concluso Suraniti, è fondamentale per far ripartire il paese. E restiamo in tema scolastico. Le parrocchie ospiteranno gli alunni siciliani. C'è già un protocollo d'intesa. Arturo Cantella. Firmato qualche giorno fa presso l'Arcivescovato di Monreale un protocollo d'intesa tra l'Assessorato regionale all'istruzione, la Conferenza Episcopale Siciliana, ANCI e USR, finalizzato alla possibile utilizzazione in comodato d'uso di spazi parrocchiali e edifici ecclesiastici nella nostra regione da destinare all'accoglienza degli studenti in vista delle riprese dell'attività didattica e nel rispetto delle misure anti-Covid-19. Presenti l'assessore Roberto Lagalla, Monsignor Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale, in rappresentanza della Cesi, Elio Cardinale, presidente della task force regionale, il sindaco Leoluco Orlando per l'Anci Sicilia. L'OSR aveva già precedentemente sottoscritto un atto d'intesa che è disponibile per promuovere a livello territoriale eventuali intese tra amministrazioni locali e autorità ecclesiastiche. Abbiamo firmato un protocollo d'intesa fra la Conferenza Episcopale Siciliana, l'Ufficio Scolastico Regionale, l'Assessorato Regionale all'Istruzione e alla Formazione Professionale e l'ANCI per mettere a disposizione in comodato gratuito alcuni locali degli enti ecclesiastici delle parrocchie per le scuole, perché a noi vescovi la scuola sta nel cuore e quindi è importante mettere a disposizione questi spazi che saranno condivisi con le parrocchie per favorire gli studenti, gli insegnanti, le famiglie in modo tale che quest'anno possa iniziare in serenità con spazi adeguati. In realtà già negli anni passati ci sono state delle collaborazioni fra enti ecclesiastici e scuole. Questa collaborazione la si vuole incrementare, vista l'emergenza Covid, nella speranza che si possa realizzare sempre una maggiore sinergia fra scuole, famiglie, chiesa e istituzioni per il bene comune della nostra società. Il candidato sindaco di Agrigento Franco Micichè
denuncia il tentativo di qualcuno di dire e non dire false verità, secondo il sottile filo che viene tessuto per calunniare che Andrea Camilleri chiamava filama. Ci sono vignette, post e commenti, dice Miccichè, volti a screditarmi agli occhi degli agrigentini con affermazioni false. L'ultima anticipa la mia giunta con i nomi di alcuni amici ai quali viene attribuito un ruolo preciso in base alle capacità professionali. Si tratta di illazioni, conclude Franco Miccichè, che vengono magari lanciate per disturbarmi. Un incontro si è svolto ieri a Piazza Cavour ad Agrigento da parte dei componenti dell'UDC agrigentino, alla presenza del coordinatore regionale onorevole Decio Terrana, dell'onorevole Figuccia, parlamentare regionale, dei candidati alle prossime elezioni al comune di Agrigento. L'UDC agrigentino ha anche presentato la candidatura a sindaco che sostiene. Trattasi dell'ex sindaco Marco Zambuto, un momento di confronto e di approfondimento sulle tematiche da affrontare nella nostra città. Innanzitutto riprendere a rappresentare una città, ascoltarla, capirla con un ripristino di rapporti. È stata in questi anni una città a cui è stato messo un muro davanti alla porta del comune, a cui è stato impedito proprio di parlare. Bene, noi vogliamo abbattere questo muro per riprendere un rapporto con la città, per riprendere un rapporto con i quartieri e riuscire a rappresentarli appieno. Si sta facendo una campagna elettorale con grande entusiasmo, con grande voglia proprio di costruire, nonostante le difficoltà, un percorso di partecipazione e soprattutto un percorso che riporti fiducia e che ridia la voce ai cittadini. È un moderato, un uomo di centro, un uomo che ama questa città, un uomo al nostro dire che può realmente rappresentare il cambiamento anche per l'esperienza che ha avuto di questa città. Noi stiamo scommettendo, abbiamo messo su una lista che sosterrà Marco Zambuto, ci sono tantissimi giovani, forse sarà la lista più giovane di tutte le liste, perché vogliamo ricostruire un progetto che è stato abbandonato a causa del populismo e del sovranismo. Oggi noi vogliamo costruire un partito dove viene messo al centro l'uomo, i suoi bisogni, il lavoro, i lavoratori, ma soprattutto viene riconosciuto il diritto allo studio, l'università libera, quindi una società che deve affrontare i diversi problemi che oggi non vengono affrontati. Ripartiamo, come dice nel manifesto, dove sullo sfondo c'è il colore del cielo, il colore del mare, quel mare che ad Agrigento è significativo, è un simbolo importante, quel mare rispetto al quale il tema dei migranti, i temi degli hotspot, dei centri di accoglienza sono diventati centrali. Noi dell'UDC lo stiamo affrontando questo tema con garbo, con buonsenso, nella consapevolezza che l'Europa non ci può lasciare da soli. Come donna e come coordinatrice provinciale dell'UDC ho deciso di scendere in campo e di sostenere la candidatura di Marco Zambuto. Le caratteristiche che ci contraddistinguono sono quelle della competenza, del garbo e della serietà. Ciò che mi preme e che mi sta a cuore è quello di essere al servizio della gente e del popolo. Non ci sono salvatori della patria e non ci sono bacchette magiche, ma la cosa importante è essere con i piedi per terra, avere la volontà di essere al servizio del popolo e soprattutto affrontare questa sfida con serietà e con la sincerità. Siamo qui riuniti appunto per dare un sostegno al candidato sindaco Marco Zambuto. Abbiamo una grande grinta, tenacia, diciamo, di poter portare avanti questa bella iniziativa, ma soprattutto vogliamo portare certezza e concretezza nel nostro paese. Nell'ambito della manifestazione domenica nei borghi sicani si è tenuto l'evento Aragona le vie di Pirandello, organizzato dalla locale Proloco. L'obiettivo, dice Rosario Pendolino, presidente della Proloco di Aragona, è quello di associare il nome di Pirandello ad Aragona, perché in questi posti Pirandello veniva ispirato per la stesura delle sue novelle. A partecipare alla manifestazione il sindaco Giuseppe Pendolino e il parroco Don Angelo Chillura. E adesso parliamo del parricidio di Spadafora.
C'è ancora incredulità nel comune di Spadafora per quanto accaduto nel fine settimana, una tragedia familiare che in pochi potevano immaginare. E invece in una notte di una calda giornata d'estate, un figlio ha ucciso il padre con 23 coltellate. Pierluigi Mollica, imprenditore 59enne di Messina, è stato sorpreso nel sonno dal figlio 20enne Gabriele. Quest'ultimo è stato trovato in stato confusionale e con gli abiti sporchi di sangue. Il ragazzo, appassionato come tanti coetanei di videogames, deve adesso rispondere di omicidio. La vittima ha provato a difendersi, ingaggiando una colluttazione con il figlio prima di cadere a terra esanime. Lo stesso giovane ha riportato delle ferite. A chiarire i contorni di questa tragedia familiare saranno le indagini dei carabinieri della compagnia di Milazzo, coordinate dalla Procura di Messina, diretta da Maurizio De Lucia, che dovrà mettere in ordine tutti i tasselli per comporre il quadro di questa delicata vicenda. Secondo la ricostruzione effettuata dai militari dell'Arma, l'aggressione si è consumata intorno alle 4 del mattino, nell'abitazione estiva di Spadafora, dove la famiglia dell'imprenditore stava trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza prima di rientrare a Messina. In casa, oltre alla compagna dell'uomo, c'era anche un altro figlio di 17 anni. Le loro urla hanno richiamato l'attenzione di parenti che vivono in una villetta vicina e che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. I militari sono giunti sul posto in pochissimi minuti dalla chiamata ed unitamente ai sanitari dell'ambulanza del 118, arrivata poco dopo, hanno constatato la presenza del cadavere del 59enne. L'immediato intervento dei carabinieri ha consentito di fermare sul posto il figlio 20enne della vittima, sospettato dell'omicidio del padre, e risalire alla possibile dinamica del delitto, che sarebbe maturato nell'alveo familiare a causa di dissidi familiari tra padre e figlio. Il ragazzo è stato arrestato per il reato di omicidio e trattenuto presso il comando Compagnia Carabinieri di Milazzo per il proseguo delle indagini, a disposizione della Procura della Repubblica di Messina, che coordina le indagini. Ragazza morta a Lipari. La Commissione Salute dell'ARS visiterà l'ospedale e ascolterà il direttore generale dell'ASP di Messina. Auspico, sostiene la Presidente della Commissione Salute, Margherita La Roccaruvolo, che possano fare piena luce l'inchiesta della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto e l'ispezione della Regione. Sarà presentato il 4 settembre alle 21 in piazza Umberto I a Grotte il libro di Francesco Pira e Raimondo Moncada, Fake News. Manuale semiserio di sopravvivenza contro le bufale, edito da Medinova. Ad introdurre l'incontro, dopo il saluto del sindaco di Grotte, Alfonso Provvidenza, sarà l'editore di Medinova Antonio Liotta. Presente Egidio Terrana, direttore di Malgrado Tutto. Il dirigente scolastico di Agrigento, Anna Maria Sermenchi, va in pensione. Cerimonia al liceo Empedocle con attestati di affetto e di stima per la professoressa Sermenchi. Il servizio di Arturo Cantella. Cerimonia di commiato stamani si è svolta presso i locali del liceo classico Empedocle di Agrigento, alla presenza dei collaboratori, docenti e dei tanti che hanno collaborato con la dirigente scolastica Anna Maria Sermenchi, che per raggiungimento dei limiti di età contributiva dal 1 settembre va in pensione. Tanti gli attestati di stima nei suoi confronti, ricordando anche gli obiettivi raggiunti nel corso della sua dirigenza. È davvero un momento importante, anche se è un momento molto emozionante, perché la dottoressa Sermenchi è stata davvero un faro per l'ufficio scolastico provinciale, non solo, anche a livello regionale e a livello ministeriale. È una donna che ha svolto il suo lavoro con grande scrupolo e nello stesso tempo anche entusiasmo, tenendo sempre presente innanzitutto il bene dei ragazzi e cercando di portare avanti tutte le iniziative necessarie per poter incrementare l'offerta formativa per gli studenti. Ho voluto fare un discorso diverso, avevo preparato un discorso dotto, non certamente adeguato alle emozioni che suscita questo giorno. E ho parlato di me, ma ho parlato soprattutto della preside Sermenchi, alla quale io devo
questo mio ritrovato orgoglio di studente liceale degli anni 50. È importante per me aver conosciuto ed essere stato accanto alla preside Sermenghi, perché mi ha fatto comprendere che è possibile ritrovare in questo sacco della memoria che ciascuno di noi ha quei valori importanti e valori significativi che sono quelli della cultura, dell'amicizia, della lealtà, dell'obbedienza, del rispetto delle leggi. E mi ha insegnato dopo tanto tempo, e dico insegnato ad un diversamente giovane quale io sono, tutto ciò che forse quando ero ragazzo non ho potuto comprendere e capire. Io ne sono molto grato, e parlando di me io non ho parlato di me perché non era necessario che io dicessi nulla nei miei confronti, ho parlato di me per dire che io sono il prodotto della generosità, dell'affabilità, dell'intelligenza di una grande donna. Avvocato, lei ha voluto dare il suo saluto e portare il saluto anche dei genitori alla dottoressa Sermenghi che va via. Sì, perché i genitori hanno un grande debito di riconoscenza nei confronti della professoressa Sermenghi, che ha mirabilmente guidato questo istituto per 10 anni, e maggiormente nell'ultimo periodo nel quale la mia figliuola, che quest'anno si è abilitata con 100 e lode, ha avuto modo di fare esperienza scolastica, maturandosi e traendo grande vantaggio dagli insegnamenti di questa grande scuola che è il liceo classico. Ricordavo che è stata la scuola dove ha insegnato Giovanni Di Bacqua, il professore Macaluso, il professore Felice Magro, il professore Gatto, professora Aronica, illustri docenti che hanno fatto grande davvero questa scuola, hanno reso il liceo punto di riferimento importante nell'ambito delle scuole agrigentine, e soprattutto meritoria è l'opera della professoressa Sermenghi, che attraverso la fondazione ha potuto collateralmente organizzare delle attività didattiche di altissimo livello e di altissimo prestigio, portando autorevoli esponenti della letteratura e della didattica nel liceo classico di Agrigento, che merita veramente un posto di onore nell'alveo delle istituzioni scolastiche agrigentine. La funzione dei docenti è veramente una funzione altissima, di cui lo Stato dovrebbe maggiormente rendersi conto. Oggi è una giornata assolutamente speciale. Il liceo classico e musicale Empedocle, il mio liceo, ha organizzato il saluto a me che da domani sarò in pensione, creando un momento di grande partecipazione, intensità emotiva, di presenze che sono state anche legate a diversi momenti della storia e della vita trascorsa in questa scuola. Presente il liceo con tutta la sua comunità educante, presenti le autorità, presenti i giovani, i ragazzi, presente la Fondazione Empedocle, e oggi in questo momento di grande emozione per l'attraversamento che questa esperienza rappresenta e comporta, il mio animo è gonfio di gioia, di emozione e di tanta gratitudine per questo liceo che ho amato con tutto il mio cuore. E adesso pausa per la pubblicità, a tra poco. Solidarietà ai giornalisti del quotidiano La Sicilia in stato di agitazione per la tutela dei propri diritti e per la salvaguardia del proprio posto di lavoro. I giornalisti hanno affidato al comitato di redazione un pacchetto di 5 giorni di sciopero. Solidarietà ai giornalisti anche da parte del PD e della CISL. A Messina conquistato un record, vediamo di che si tratta.
Con il tempo di 51 minuti e 54 secondi, i campioni Maurizio Schepici e Giampaolo Montavoci hanno conquistato il record mondiale offshore WIM sulla tratta Messina-Vulcano-Messina, coprendo un percorso di 65 miglia nautiche. La grande impresa sportiva è stata compiuta a bordo del potente e ipertecnologico Tommy One. Particolarmente soddisfatto Maurizio Schepici, che ha compiuto l'impresa nella sua Messina, città dove ha vissuto fino all'età di 18 anni e dove torna spessissimo. Raccontatecela questa impresa, com'è stata? Tante emozioni? Qual è stata la grande difficoltà? A Milazzo abbiamo trovato l'acqua ladrone, Santo Sabba, Milazzo 1 metro d'onda, forse più. Ma è che era con le creste, quindi molto stretta e quindi picchi di continuo. Voi mi dicevate che 60 centimetri poteva essere un problema, invece 1 metro d'onda? Molto di più era. Penso che se avrete le immagini dall'elicottero... Era molto più dura, poi un po' ha calato nel ritorno. E quindi vede che abbiamo il fiatone. Sì, ma infatti ho visto... Io ho rotto il casco. Renato o lo compra nuovo oppure... Sì, abbiamo visto infatti che nella parte centrale del percorso avete veramente avuto grandi difficoltà. Come avrete affrontato questo momento? No, è un momento, ripeto, è stato molto duro all'inizio, poi abbiamo trovato un po' di mare piatto, lì ho dato un po' di più. Abbiamo avuto ancora difficoltà perché, essendosi rotto il mio microfono, lui a me non mi sentiva più, io sentivo lui. Quindi ci mettevamo a urlare dentro la barca appunto per sentirci. Che velocità avete raggiunto? Che velocità massima avete raggiunto? Ma intorno nel pezzo più tranquillo, oltre 100 miglia, 105, 110, poi sempre, si è calmato sempre di più andando verso Vulcano. Questo non è il mio mare, pensavo fosse più problematico verso di là, invece i problemi erano proprio girato appena qua e comunque devi tenere una velocità, la difficoltà è tenere comunque 75 nodi su 1 metro d'onda, è lì la difficoltà che diventa molto, molto faticosa. La barca è una barca molto tosta e perfetta per queste condizioni, ovviamente con queste condizioni la velocità media diminuisce, però insomma siamo riusciti tranquillamente ad andare sotto l'ora. 80 nodi con 1 metro d'onda è tanto. Poi non so se lui intanto mi urlava, mi diceva che c'erano onde delle navi della Siremar, abbiamo visto un po', però non sentivo. Vi ringrazio a tutti, vedo Magazzu, Tracuzzi, tutti gli amici d'infanzia che mi hanno cresciuto, ci sono tutti, quindi grazie a voi, grazie al veneziano siciliano. Grazie comunque dell'ospitalità veramente. Esatto. Grazie perché comunque non è una leggenda che voi siciliani siete molto ospitali, quindi grazie. Il prossimo obiettivo è migliorare 51 e 54. Sì, sicuramente, vedremo. E passiamo allo sport con Carmelo Lentini, che ha intervistato un ex biancoazzurro che ad Agrigento ha giocato 2 stagioni. Vediamo. Sono 3 le novità che presentiamo nella pagina sportiva del nostro telegiornale. La prima riguarda l'arrivo di un esperto attaccante nell'Acregas. La seconda riguarda invece la squadra granata dell'Empedoclina, che ha presentato il nuovo allenatore dopo aver rinunciato all'iscrizione nel campionato di promozione, partendo e preferendo di ripartire proprio dalla prima categoria. Infine concluderemo questo mix di notizie con l'intervista ad un calciatore biancazzurro dal passato e biancazzurro appunto che è ritornato ad Agrigento dopo 46 anni. Partiamo dalla prima. Maurizio Villa, argentino classe 1985, ha firmato per l'Acregas sabato pomeriggio e la trattativa è stata portata avanti dall'infaticabile DS Ernesto Russello. Di lui hanno parlato a lungo le cronache sportive quando nella stagione 2014-2015 ha stabilito il record dei punti con il Budoni, una squadra sarda, e della qualificazione ai playoff sotto la guida di Raffaele Cerbone. In quella stagione mise a segno 24 reti, formando con l'altro attaccante Mario Fontanella una coppia da 50 gol. Dopo l'esploit in Gallura, l'attaccante di Mar del Plata strappò un contratto nel club maltese di Serie A del Floriana.
allenato da Luis Oliveira. Dopo aver segnato 12 gol nell'isola del Mediterraneo, il ritorno in Serie D tra Potenza, dove ha segnato 6 gol in 12 gare, e Chieri, 8 gol in 16 gare. La sua esperienza italiana ebbe inizio con il Modica, con 14 reti, poi a Noto di reti ne segnò ben 21. Complessivamente nella sua permanenza italiana ha racimolato 245 presenze, sempre in T, e segnato 117 reti. Proviene appunto dalla D, dove ha giocato in Sardegna con il Budone, ed ora l'Empedoclina, che come detto prima ha deciso di ripartire dalla prima categoria, dopo aver rinunciato a quel campionato di promozione dove aveva brillantemente militato. La società ha rivisto i piani, ma non abbandona il progetto Granata iniziato negli anni scorsi. Ha avuto la certezza della partecipazione al prossimo torneo di prima categoria, ha scelto la conduzione tecnica, affidata ad Alessandro De Caro, in passato alla guida del Racalmuto. Si tratta di un tecnico abbastanza esperto e che sa lavorare con criterio e professionalità. E concludiamo con l'intervista a Vincenzo Granata, napoletano verace, ex centrocampista dell'Acregas degli anni 70, con cui ha militato per 2 stagioni consecutive. Una gradita sorpresa qui ad Agrigento, dopo 46 anni si rivede Vincenzo Granata, un centrocampista molto tecnico che qui ad Agrigento, anche se per poco tempo, mi sembra che una stagione, 2 anni, 2 stagioni, ecco, ha lasciato il segno. Di lui si ricorda di un giocatore molto elegante e dal passaggio millimetrico. Che ricordi abbiamo di quegli anni, Vincenzo? Sono dei ricordi bellissimi perché sono stato accolto veramente bene, venivo in prestito a Calcio Napoli, pensavo di tornare anche a Napoli, invece venni qua e l'Acregas con il presidente Micci e Perrone mi riscattarono, infatti dovevo anche andare a Catania, ma il fatto di restare qua portare anche mia moglie e la dice lunga, fece un bellissimo campionato con mister Caraman e fu veramente 2 anni bellissimi, belli. Chi ricordi dei vecchi compagni di allora? Sì, come, oggi sono ospite da Patti, lì, Totò Patti allora. Totò Patti, ricordo molto Spagnolo, Venturato, avevamo gli attaccanti alpini, bravo, lo stesso Rotondi che pigliamo dal Palermo, avevamo 2 portieri bravi, Moro e Galia, c'era Iacono, Pasquale Iacono che era un giovane molto promettente, infatti andò anche a Cagliari, che l'ho rivisto in questi giorni, sono contento perché poi ho rivisto tanti di quei amici e l'ho rivisto veramente col cuore perché in quegli anni si giocava a calcio e ce n'era polvere da mangiare, oggi ho visto Testeneto, sono contento, è uno stadio, mentre nelle nostre veramente delle sofferenze e delle lotte. Con chi sei rimasto in contatto? Con tutti, con Parisi specialmente che stava qui con me, che era il nostro tuttofare, stava sempre insieme alla squadra, le fotografie e tutto, e poi sono rimasto bene con molti calciatori, con il presidente Miccichè, quindi veramente legato da questi, nonostante i 46 anni, oggi mi sento di stare a casa mia. Rivedi l'Acregas in eccellenza, in una categoria che sicuramente non merita. Ho parlato col direttore sportivo, parlavamo anche del vecchio allenatore che è amico mio Feola, che è stato qui in C, l'Acregas non può fare assolutamente queste categorie e io le auguro di cuore veramente che al più presto possa venire fuori da questa situazione. Ho parlato anche col direttore sportivo perché tutto sommato io fatto allenatore vincendo 4-5 campionati in Campania, se c'è volontà e speriamo che loro gliela metto tutte e che io possa rivedere l'Acregas ai posti che gli competono sicuramente. Concludiamo questa edizione del nostro telegiornale con il Segesta Dionisiache 2020. Grazie per averci seguito e arrivederci. Non molto tempo dopo udirono la voce di Alcibiade, stiamo parlando del generale Alcibiade, dal cortile, che era completamente ubriaco. Grazie per avermi invitato in questo posto che è veramente un colpo al cuore e anche grazie per aver dedicato questo festival al femminile. La flautista, una donna, escludo, non ne bazzicano di donne in quei pranzi. Un testo piuttosto straordinario scritto da Franca Valeri nel 2003 su uno spunto, un spunto preso dal libro di Dürrenmatt, La morte di Socrate, poi lei ha elaborato in senso femminile, quindi è finalmente Santippe che prende la parola. È stata
Senti qua. E lui si fermò sulla porta, cinto da una fitta corona di edera e di violette e con una gran quantità di nastri sul capo. La narrazione del mondo da parte delle donne. Sai quante dracme ci faccio quando la rivendo? No, lascio passare magari qualche annetto, ma anche meno. E allora, Socrate, come la va? Questo tempo in cui Franca è venuta a mancare, per me, ma credo un po' per tutti gli spettatori anche, acquista una valenza ancora più particolare, perché è proprio una testimonianza, un ricordo, un modo di sentirla presente in mezzo a noi. In fondo, a una vedova, cosa le manca? Ogni volta che ci si priva di un contributo femminile non è che è una cosa sindacale o corporativa, è il mondo che ne resta privo, e quindi è bello che si cerchi di recuperare, di colmare questo gap, questo buco che si è scavato nei secoli e nei millenni, e farlo in luoghi così belli, prestigiosi, importanti, significativi e pieni di memoria è particolarmente significativo. La morte del marito è un così grande dolore che nessuna donna ci rinuncerebbe. Calcare queste tavole è tutta un'altra cosa. Segesta è un posto incredibile, veramente è quasi inimmaginabile finché non lo vedi. Sempre donne restiamo, con il nostro destino, madri, etere o prostitute. Applauso. Appunto esserci recitando è un gran regalo.